Piccoli azionisti truffati da Veneto Banca e Popolare di Vicenza in piazza a Montecitorio nella giornata nazionale, così è stata proclamata, del risparmio tradito. In 500 in piazza del migliaio che si attendeva. Un paio di pullman di manifestanti non sarebbe riuscito ad arrivare a destinazione. È a conoscenza di tutti, almeno dagli articoli di giornale, che ci sono dei forti crediti deteriorati. Questi crediti dovrebbero essere risarciti i risparmiatori, noi risparmiatori, perché quando li hanno concessi eravamo noi risparmiatori proprietari delle banche. Risparmio tradito che va risarcito, questo lo slogan della protesta a cui sono stati invitati tutti i 205.000 risparmiatori danneggiati dal crack delle popolari venete. A portare solidarietà ai manifestanti il deputato dei 5 Stelle Federico D'Inca. Massimo aiuto da parte del Movimento 5 Stelle nel contributo a poter finalmente portare la commissione d'inchiesta ad indagare, a trovare i reali colpevoli dei fatti disastrosi di distruzione del risparmio delle popolari venete. Patrizio Miatello dell'associazione Zelino da Onara ha incontrato il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Pier Ferdinando Casini, nominato da una settimana, e i vicepresidenti. Loro si mettono a disposizione, lavoreranno anche il sabato e domenica, noi naturalmente gli staremo sotto perché noi non aspettiamo, noi abbiamo bisogno di risultati immediati, quindi nel giro massimo di 10 giorni vogliamo una definizione di come, cosa faranno e come lo faranno. Vogliamo il fondo vittime da reato bancario, quei 2 miliardi li vogliamo subito.